31 anni fa la strage, commemorazione a Palermo con la Presidente Giorgia Meloni. Per il cartello sociale è tempo di rimboccarsi le maniche. Può aprire, anzi no, la strana vicenda che riguarda il punto vendita di Porto Empedocle. Anche il comune di Aragona conferisce la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Vittorio Stingo. Cocaina in mare a Lampedusa, 11 fermati. Buongiorno da TVA Notizie. 31 anni fa la strage di Via D'Amelio. Oggi la commemorazione a Palermo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deposto una corona d'alloro nella caserma Lungaro, in memoria dei 5 agenti di scorta morti con il giudice. Ho cominciato a fare politica, ha detto la Meloni, quando uccisero Paolo Borsellino. Per me lui e Falcone sono stati di esempio. Antonio, delegato da Manfredi, onoratissimo di conoscere. Per ringraziarla della visita, la famiglia le fa dono della litografia che tutti i familiari della famiglia Borsellino, ovviamente Paolo Borsellino e Agnese Borsellino che riposa via adesso in Alto la Signora, gli ha fatto anche una piccola dedica. La famiglia ha gradito immensamente la sua. Cioè, non ho avuto il tempo di procurare chiamiamolo un contenitore esterno degno. Non si preoccupi, ci siamo arrangiati con quello che abbiamo potuto. Presente il 19 la ricorrenza della strage di Via D'Amelio, lei sarà alle commemorazioni, ha letto anche... Guardi, io non sono mai mancata alle commemorazioni della strage di Via D'Amelio e non mancherò neanche quest'anno, ovviamente. Molti sanno come ho cominciato a fare politica e io lo ricordo molto bene. Le critiche sulla posizione espressa sul concorso esterno, che è un nodo centrale, credo, per il suo governo. Guardi, sul tema del concorso esterno io comprendo benissimo, insomma, sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, che sono sempre molto preciso, sia diciamo le critiche che possono arrivare. Mi concentrerei attualmente su altre priorità. A 31 anni dall'eccidio mafioso di Via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino, gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Limuni, sono i bambini sin dalla mattina ad animare e colorare nel segno della memoria la strada luogo della strage. Io guardo con grande soddisfazione e gioia i ragazzini che qua giocano e che esprimono lo spirito sincero e vero di Via D'Amelio. Ecco, lei da addetto ai lavori, se dovessimo parlare di riforma della giustizia, cosa ci sarebbe da mettere a punto per un contrasto reale alla mafia, Cosa Nostra? Rendere le norme del decreto Falcone e quelle precedenti della legge Rognoni La Torre effettivamente operative, non parlare di abolizione di reati di abuso d'ufficio, che è una delle basi operative, come dire, la corruzione e i reati contro la pubblica amministrazione sono strumenti che la mafia oggi usa per infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni, non indebolire quella normativa voluta da Giovanni Falcone e non modificare il 416 bis, il concorso esterno in associazione mafiosa. Per noi è un appuntamento fisso il 19 luglio, ormai da tantissimi anni, anche perché facciamo un lavoro quotidiano con i bambini e le bambine, per noi non è un evento spot. Troppe polemiche però per una strage che ancora ha tanti punti oscuri, tanti interrogativi, che ha subito un grande depistaggio. Non può purtroppo non essere così, perché diverse anime dell'antimafia rispetto a questa giornata hanno espresso legittimamente il proprio pensiero e il proprio disappunto. Certo è che io sto appena arrivando dalla caserma Lungaro, lungi da me volere acuire le polemiche, però io mi aspetto che il presidente Schifani, che stamattina non c'era nonostante la presenza della premier Giorgia Meloni, sia oggi qua, venga a dare un segnale forte, perché non basta delegare un assessore in una giornata così importante, bisogna che venga lui a dire che da presidente della regione senza se e senza ma su certi temi è al centro dell'attenzione. È importante che ci sono i bambini qua oggi,
perché se fatto questo sarebbe un luogo sacro. In questo luogo sacro non ci dovrebbe essere nessuno di mettere in disagio le altre persone. Spesso chi viene in Via D'Amelio usa parole come ricordo. Sono parole che noi poco apprezziamo perché spesso abbiamo la sensazione che chi sente il bisogno di ricordare lo fa perché nel resto dell'anno dimentica. Noi preferiamo parlare di memoria, siamo qui ogni anno da più di 10 anni pretendendo di essere parte di questa bellissima società civile che qui si riunisce per fare memoria insieme, cioè per chi vuole urlare al mondo mai più. E ancora sulla strage di Via D'Amelio, i processi e le condanne. Vediamo. Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno, tutto buio, tutto nero, pieno di fumo, auto che esplodevano. Borsellino 1 bis ter quater, un giudizio di revisione per rimediare a 7 ergastoli inflitti ingiustamente, senza contare gli appelli e le pronunce della Cassazione. Decine di sentenze che hanno chiarito certamente il ruolo della mafia nell'attentato alla giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta, ma che lasciano ancora senza risposta tanti interrogativi. Dalle responsabilità esterne a Cosa Nostra alla sorte dell'agenda rossa, sparita nel nulla fino ai nomi degli autori del depistaggio delle indagini sull'eccidio. Depistaggio che, dicono i giudici, ci fu, ma che è rimasto senza colpevoli dopo il verdetto che ha dichiarato prescritte le accuse rivolte a 2 dei poliziotti accusati di aver inquinato le indagini sulla strage, assolto un terzo agente. Anni di giudizi senza una verità, dunque un paradosso tutto italiano che, specie nei familiari delle vittime, suscita amarezza e delusione. Ma andiamo con ordine. Il primo processo per la morte di Paolo Borsellino viene celebrato nel 1994. Alla sbarra come esecutori materiali Vincenzo Scarantino, piccolo contrabbandiere della Guadagna, il boss Salvatore Profeta, Giuseppe Rofino, proprietario dell'officina in cui venne imbottita di tritolo la 126 utilizzata come autobomba, e Pietro Scotto. In primo grado furono tutti condannati all'ergastolo, mentre Scarantino, pentito e accusatore degli altri, a 18 anni. In appello l'ergastolo è stato confermato solo per Profeta. La condanna di Rofino è stata poi portata a 9 anni per favoreggiamento e Scotto è stato assolto, confermati i 18 anni a Scarantino. Le condanne sono definitive. Il processo bis nel quale erano imputati gli uomini della cupola e capi mandamento di Cosa Nostra si è concluso il 18 marzo del 2004 con 13 ergastoli. Il carcere a vita è stato confermato per Totò Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Giuseppe Graviano, Carlo Greco, Gaetano Scotto, Francesco Tagliavia, ergastolo anche per Cosimo Vernengo, Giuseppe Lamattina, Natale Gambino, Lorenzo Tignirello, Giuseppe Urso e Gaetano Murana, che in primo grado erano stati invece assolti. La sentenza è diventata definitiva, ma il pentimento del capomafia Gaspare Spatuzza ha determinato la sospensione delle pene per Profeta, Scotto, Vernengo, Gambino, Lamattina, Urso e Murana, ingiustamente accusati. Il processo Borsellino Terra si è concluso invece nel 2006, dopo che la Cassazione aveva parzialmente annullato la sentenza del 2003 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, trasferendo il fascicolo a Catania. Inflitte condanne a vita a Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Michelangelo La Barbera, Raffaele Domenico Ganci, Francesca e Giuseppe Madonia, Giuseppe Salvatore Montalto, Filippo Graviano, Cristoforo Cannella, Salvatore Biondo, Il Corto e Salvatore Biondo, Il Lungo, Giuseppe Farinella, Salvatore Buscemi, Benedetto Nitto, Santa Paola, Mariano Agate, Benedetto Spera. I 2 collaboratori di giustizia, Antonino Giuffre e Stefano Ganci, sono stati condannati rispettivamente a 20 e 26 anni di reclusione. Condannati anche 3 pentiti, Salvatore Cangemi a 18 anni e 10 mesi, Giovanni Brusca 13 anni e 10 mesi, Giovan Battista Ferrante 16 anni e 10 mesi. Il Borsellino Quater invece è diventato definitivo nel 2021 e vedeva alla sbarra 2 capimafia, Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, condannati all'ergastolo per la strage, e 3 falsi pentiti, Calogero Pulci, che ha ottenuto 10 anni, Francesco Andriotta 9 anni e 6 mesi, e Vincenzo Scarantino, uscito di scena per la prescrizione delle accuse. Erano tutti imputati di calunnia,
Il processo sul depistaggio, che sarebbe stato ordito attraverso la costruzione a tavolino dei falsi pentiti come Scarantino, è fresco di sentenza, alla sbarra sempre per calunnia, ma aggravata dall'aver favorito la mafia. Sono finiti 3 investigatori che facevano parte del pool che indagò sull'eccidio, sia Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Caduta l'aggravante, si è prescritta la calunnia per i primi 2, mentre il Ribaudo è stato assolto. Cambiamo argomento. Agrigento, capitale della cultura. Per il cartello sociale è giunto il momento di rimpoccarsi le maniche senza polemiche. Arturo Cantella. Per il cartello sociale di Agrigento, per Agrigento, capitale della cultura, è venuto il momento di rimboccarsi le maniche. Diventare un anno capitale della cultura è motivo di orgoglio, ma soprattutto di opportunità e valorizzazione sociale ed economica. Per questo, quando il questore di Agrigento afferma che ci stiamo aprendo a una stagione turistica i cui dati provinciali parlano di una crescita significativa e che pertanto è scontato che non giova avere una recensione negativa perché la città viene trovata sporca o in disordine, perché c'è abusivismo, perché non vengono rispettate le regole del codice della strada, non si può dire di essere pienamente d'accordo con il dottore Emanuele Ricifari. Parliamo di queste parole di buonsenso per richiamare l'attenzione su aspetti che risultano fondamentali se si vuole fare in modo che i benefici del titolo di Capitale della Cultura 2025 si avvertano fin da adesso e si prolungano anche oltre lo stesso 25. Inoltre ci permettiamo di sottolineare che non giovano certo alla causa lo scambio di note polemiche tra il Comune di Agrigento e il vertice del Consorzio Universitario, cui va riconosciuto senz'altro il merito di avere dato un significativo contributo nella fase che ha preceduto la nomina di Agrigento a Capitale della Cultura. Ne si riceve un buon segnale dai ritardi esagerati per la costituzione della fondazione che è candidata a gestire la programmazione degli eventi, ritardi che appaiono determinati da difficoltà a trovare equilibri all'interno di uno strumento che avrà la governance delle risorse economiche da assegnare ai vari progetti. Va tenuto presente, continua nel suo comunicato stampa il cartello sociale, che i benefici economici della nomina a Capitale della Cultura cominciano a manifestarsi 2 anni prima dell'evento e non si esauriscono al termine dello stesso, ma anzi continuano ad avere una rilevanza per tanti anni dopo. In questo senso ulteriori ritardi non sono ammissibili, per cui occorre subito darsi un assetto organizzativo che possa presiedere alle scelte relative alle iniziative da portare avanti nel 2025. Peraltro gli investimenti necessari per la preparazione e lo svolgimento della Kermesse vanno utilizzati per interventi di natura infrastrutturale, tra cui prevalentemente l'ammodernamento dei beni culturali, delle infrastrutture, del trasporto, la riqualificazione urbana. Questi investimenti vanno individuati con oculatezza perché si traducono anche in benefici per i settori coinvolti dall'indotto, pertanto a trarne vantaggio sono i cittadini del capoluogo e del territorio circostante, la cui qualità della vita incrementata sotto vari punti di vista, l'attività di realizzazione del programma culturale, la promozione e il marketing della manifestazione, i costi del personale e dell'amministrazione possono dare anche un contributo allo sviluppo e alla creazione di nuove figure professionali. Le ricadute positive delle manifestazioni dunque non sono esclusivamente di natura economica, perché spesso l'evento modifica permanentemente l'offerta e l'immagine della città ospitante. Alla proiezione di un'immagine positiva verso l'esterno si deve accompagnare uno sviluppo dell'identità culturale della città, una cresciuta partecipazione dei cittadini e del loro senso di appartenenza, una maggiore apertura verso l'Europa, cercando di rafforzare, come nel nostro caso, il processo di inclusione e coesione sociale. A prescindere dai vantaggi potenziali, conclude il cartello sociale, è importante essere realisti, gli effetti vantaggiosi non sono automatici e l'iniziativa genererà tanti più risvolti positivi per il territorio quanto più sarà vissuta non come semplice evento di natura culturale destinato principalmente ai visitatori, ma come un processo di sviluppo dell'intera città e del suo hinterland. E veniamo ad una stranissima vicenda. Ci sarebbero tutte le autorizzazioni anche da parte dell'ANAS, ma la struttura pronta da mesi non può aprire perché dopo le autorizzazioni è arrivato lo stop. Parliamo del punto vendita della Lidl a Porto Empedocle, un'incredibile storia a danno dei lavoratori. Arturo Cantella. Da diversi mesi
A Porto Empedocle, nelle vicinanze dell'Hotel dei Pini, sulla strada statale, è stata realizzata una struttura della Lidl, un punto vendita che non si riesce ad aprire a quanto pare per una mancata autorizzazione dell'ANAS, in quanto le entrate e le uscite del grande punto vendita non sarebbero a norma, questo quanto si apprende da diverse notizie scritte da diversi organi di stampa. La struttura è pronta, le insegne già installate, l'ingresso pure, addirittura uno sul retro della strada che confina con la strada statale. Sembra non interessare a nessuno, eppure la struttura garantirebbe posti di lavoro. Si parla di un'ottantina di occupati, un bel numero considerando la carenza di lavoro che c'è nel nostro territorio. Si auspica pertanto un pronto intervento da parte delle autorità preposte affinché il punto vendita del genere possa finalmente avere una positiva conclusione importante sia per i consumatori che vedono realizzato il nuovo punto vendita in una zona ad altissima densità commerciale. Nelle vicinanze ci sono infatti diversi negozi, uno noto di abbigliamento, un albergo, una pompa di benzina. Da premettere che la Lidl aveva avuto tutte le autorizzazioni necessarie per poter fare la struttura e operare tranquillamente, ma quando tutto sembrava andare per il verso giusto e inaugurare è arrivato lo stop dell'ANAS, che per regolamento stradale gli ingressi non sarebbero abbastanza sufficienti a garantirne la sicurezza. Indagato per la vicenda Girgenti Acque è stato prosciolto l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, il servizio di Arturo Cantella. Si è concluso positivamente il procedimento giudiziario Waterloo nell'ambito dell'inchiesta su Girgenti Acque per l'ex prefetto di Agrigento Antonio Diomede, che viene prosciolto da ogni accusa, non luogo a procedere anche per il giornalista del Giornale di Sicilia Alfonso Bugea, i 3 carabinieri e l'ex sindaco di Campobello di Licata Michele Termini. Il giudice per l'udienza preliminare Michela Raimondo si è pronunciata sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Agrigento nell'ambito della Max inchiesta denominata Waterloo su Girgenti Acque, la società che per anni si è occupata del servizio idrico in provincia di Agrigento. La procura, guidata da Salvatore Vella, insieme al pool composto dai sostituti Paola Vetro e Sara Varazzi, aveva chiesto il rinvio a giudizio per 32 persone e contestualmente non luogo a procedere per altri 15 imputati. Il GUP ha disposto il proscioglimento di Nicola Diomede, ex prefetto di Agrigento, difeso dall'avvocatessa Monica Genovese, ritenuto dagli inquirenti una delle figure chiave dell'intera inchiesta Waterloo. L'ex prefetto era accusato di aver salvato l'imprenditore Marco Campione da un'interdittiva antimafia. Il giudice ha invece disposto il rinvio a giudizio con un articolato e complesso provvedimento nei confronti di tutti i vertici l'ex colosso idrico, a cominciare proprio da Marco Campione, difeso dall'avvocato Lillo Fiorello, che tuttavia ottiene il non luogo a procedere per tutti quei capi di imputazione contestati in concorso con gli odierni prosciolti. Per lui, così come per gli ex componenti del Consiglio di amministrazione, l'accusa più grave è quella di associazione a delinquere finalizzata ai reati contro la pubblica amministrazione. Escono dal processo anche alcuni personaggi illustri inizialmente coinvolti, come l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Miccichè, l'ex parlamentare Scoma, entrambi accusati di finanziamento illecito ai partiti, l'ex autorità garante del libero mercato Giovanni Pitruzzella, che era accusato di associazione a delinquere, per tutti difesi dagli avvocati di Peri, Grazia, Volo e Marcello Montalbano. È stato disposto il non luogo a procedere. Non luogo a procedere anche nei confronti dei vertici dell'ARPA di Agrigento, accusati di circa 50 violazioni ambientali. Escono di scena dal processo anche il giornalista Alfonso Bugea, difeso dagli avvocati Nino Gaziano e Vincenza, già a capo della redazione agrigentina del Giornale di Sicilia, l'ex sindaco di Campobello di Licata Termini, l'ex consigliere comunale di Agrigento Gerlando Gibilaro, l'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi e i 3 carabinieri coinvolti nell'inchiesta, Salvatore Aiola 63 anni, Leonardo Di Mauro 61 anni e Rino Vella 42 anni, tutti difesi dall'avvocato Pennica. Il 19 luglio è una data che ricorda danni irreparabili e problemi di sopravvivenza per 7.000 persone abitanti di Agrigento. Una data triste che ci riporta a quel 19 luglio del 1966, quando, grazie a Francesco Farrugia, non si registrò nessuna vittima. L'uomo presente nella zona nell'ora della frana lanciò l'allarme, consentendo così la fuga dei residenti che ebbero il tempo di salvarsi.
Fu un evento che ha cancellato un intero rione dove ancora ci sono i segni del disastro. Diciamo che la frana del 1966 cambiò la storia della città dei templi. In piazza Santa Croce ad Agrigento alle 19:30 di questa sera verrà presentato il libro di Michele Guardì, Il Polentone, nell'ambito dell'iniziativa Libri in Cortile. L'incontro con l'autore verrà moderato da Roberto Bruccoleri e Beniamino Biondi. Cittadinanza onoraria di Aragona al colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Riconoscimenti anche al comandante della compagnia di Canicattì e alla locale stazione dei Carabinieri. Le interviste di Arturo Cantella. Prefetto, visita oggi al comune di Aragona, ma anche una bella manifestazione con la cittadinanza onoraria al colonnello Stingo. È un'occasione graditissima di mettere insieme due momenti importanti. È mio compito, è mio dovere visitare tutti i comuni della provincia. Uno a settimana, in meno di un anno dovremmo finire, visto che sono 43. Già Aragona è il quinto, sto continuando il mio giro di visite e conto più presto di andare soprattutto nei comuni più lontani. Ovviamente il tempo è quello che è, siamo in estate, tempo di sbarchi, tempo di migrazioni, tempo di problemi, quindi il ritmo sarà sicuramente più veloce in autunno. Oggi peraltro ad Aragona capita la bellissima occasione della coincidenza con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al colonnello Stingo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, che dopo 3 anni si appresta a lasciarci e che lascia soprattutto un gran bel ricordo e un esempio, perché uno dei compiti di chi gestisce la cosa pubblica è, oltre a quello di amministrare bene, anche di dare l'esempio. È importante questa visita nel territorio, ecco, da un primo riscontro quali sono le emergenze e le richieste che arrivano, diciamo, in particolare dai sindaci? Una richiesta molto interessante che ho ricevuto oggi è quella di valutare la possibilità di collaborare alla gestione della cosa pubblica i migranti ospiti delle comunità sparse per il territorio, e di questo voglio approfondire il discorso su questo col Ministero. Già i comuni possono farlo pagando soltanto l'assicurazione, però su base volontaria. Noi dovremmo ragionare su una estensione possibile di questo sistema. Altre problematiche sono quelle comuni un po' a tutto l'Agrigentino, le problematiche dovute alla mancanza di collegamenti, all'acqua, però questi sono argomenti molto ampi. Mi fa piacere invece concentrarmi ogni comune che vado visitando nei problemi specifici che mi vengono posti per quel comune. L'emergenza caldo sta procurando qualche problema? Tutto sommato possiamo dire ancora no, per fortuna, e dovrebbe ormai essere in via di risoluzione. Pare che questo sia il giorno più caldo e poi andremo a migliorare. Diciamo che l'Agrigentino è abituato, insomma, sa gestire bene queste punte, questi eccessi climatici. Ovviamente noi siamo in allerta, soprattutto lo sono le strutture ospedaliere, ma anche i nostri vigili del fuoco, quindi siamo pronti a ovviare a qualsiasi emergenza. Una cerimonia che per la tua cittadinanza anche ad Aragona? Sì, tante soddisfazioni che sto ricevendo in quest'ultimo mese di comando provinciale e provengono proprio dalle città che ho amato e sto continuando ad amare sempre di più. Questa terra è fantastica, è fatta da tante persone per bene che hanno voglia di risorgere, di rinascere, di rialzare la testa, e noi Arma della Gente siamo al loro fianco. Abbiamo supportato tutte le amministrazioni comunali in particolar modo, ma la cittadinanza in generale, in questo processo di diffusione della cultura della legalità, un processo veramente fondamentale che deve coinvolgere sempre più giovani, ma anche le loro famiglie, anche le istituzioni, perché Agrigento ha tanto bisogno di spezzare definitivamente quelle catene oramai già distrutte, già rotte, che l'hanno per tanti anni affossata legandola a una cultura mafiosa, una cultura che oggi è mafiogena, nel senso che è ancora inserita nel tessuto sociale, ma che sta sempre di più sparendo, in quanto si sta concentrando esclusivamente su quelle che sono le sostanze stupefacenti, principalmente, che dilaniano la nostra società, ma che sono oramai l'ultimo fenomeno criminale che consente ancora dei facili guadagni.
Sindaco Aragona oggi è protagonista di questo momento, visita del prefetto istituzionale e il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Stingo. Sì, oggi per noi è una giornata importantissima perché abbiamo avuto la visita istituzionale di Sua Eccellenza il Prefetto e oggi concediamo la cittadinanza onoraria al colonnello Stingo, un comandante dei Carabinieri provinciali che si è distinto per professionalità ma principalmente per umanità. Non possiamo dimenticare che nel periodo della pandemia il colonnello Stingo è stato sempre vicino in qualsiasi ora del giorno e della notte e si è sempre distinto per la sua grande disponibilità. Quindi per noi oggi è un onore averlo cittadino onorario perché è stato veramente uno di noi, è stato uno vicino alla nostra cittadina in tutti i sensi, a contrastare anche la mafia e il malaffare. Cocaina in mare a Lampedusa, 11 persone fermate dai carabinieri. Cocaina ripescata in mare a Lampedusa, 11 sono stati fermi effettuati dai carabinieri su un peschereccio bloccato al largo delle coste di Lampedusa. 5 mesi dopo l'operazione antidroga denominata Levante, che fece scattare altri 11 fermi, i carabinieri durante la notte hanno bloccato i nuovi indagati. Le indagini, coordinate dal Procura della Repubblica di Agrigento con a capo il reggente Salvatore Vella, su quello che nel luglio del 2022 fu per Lampedusa il più grosso sequestro di cocaina, non si sono mai fermate. Furono circa 25 kg di droga, per la maggior parte confezionata in panetti, che vennero allora sequestrati. Ad essere arrestato in quell'occasione fu un lampedusano di 60 anni. Lo scorso febbraio, ricostruendo la rete dei trafficanti, vennero fermati complessivamente 11 abitanti di Lampedusa. Adesso i carabinieri hanno eseguito il nuovo decreto di fermo di indiziato di delitto per altre 11 persone. I destinatari delle misure sono 7 lampedusani, 4 senegalesi, alcuni dei quali già con precedenti penali. Gli ultimi 2 indagati, un lampedusiano, armatore della barca, e un marinaio senegalese, sono stati bloccati in mattinata dopo che la motovedetta dei carabinieri li ha intercettati in mare. Il peschereccio al momento è verso il porto. Blitz di Goletta Verde davanti all'ecomostro di Aspra nel Palermitano. Vediamo. Stamattina blitz dei volontari di Lega Ambiente che a bordo di Goletta Verde hanno raggiunto l'ecomostro di Aspra. L'imbarcazione di Lega Ambiente è partita dalla Cala di Palermo. Una volta raggiunta la spiaggetta di Aspra, dove sta edificata la struttura, gli attivisti hanno esposto uno striscione al grido di "abbattiamolo". L'ecomostro, abbandonato da tempo, è un pugno nell'occhio che deturpa la magnifica spiaggia del Sarello. Gli attivisti hanno raccolto gli applausi dei bagnanti presenti durante la manifestazione di sensibilizzazione. La Sicilia è tra le regioni leader per cemento illegale, è la terza regione a livello nazionale per numero di reati legati al ciclo del cemento. Nel 2021, che è l'anno che abbiamo potuto censire, le forze dell'ordine ci raccontano di 1057 reati legati appunto al ciclo del cemento, di cui la gran parte sono reati di abusivismo edilizio. Siamo a una media di 3,8 reati al giorno. A fronte di questo le demolizioni che vengono effettuate sono ancora troppo poche. In Sicilia siamo fermi, se calcoliamo dal 2004, anno dell'ultimo condono edilizio, ai primi anni del 2020, quante demolizioni sono state fatte a fronte delle ordinanze che i comuni hanno emesso, siamo intorno al 21%. Stiamo navigando con Goletta Verde, che ringraziamo di cuore, verso l'ecomostro del Sarello di Aspra. Stiamo andando a dimostrare la nostra volontà di volere abbattere ogni ecomostro presente sul territorio, in primis il nostro ecomostro, in quanto presenze ingombranti, inopportune, legalmente non giustificabili.
Goletta Verde alla 37esima edizione arriva per la 7ª tappa in Sicilia. Siamo arrivati ieri, abbiamo presentato i dati dello stato di salute dei mari siciliani che purtroppo rispetto agli anni scorsi peggiorano. Il 61% dei campioni analizzati sono risultati oltre i limiti di legge, quindi la situazione deve assolutamente migliorare e deve essere fatto ancora più lavoro con molto più impegno rispetto a prima. Oggi siamo qui, ci stiamo dirigendo verso l'ecomostro di Aspra perché la Goletta Verde salpa con diversi temi importanti, dal monitoraggio delle coste fino a quello che è il tema legato all'abusivismo edilizio, alla cementificazione e quelli che sono i problemi e le criticità legati appunto alle coste dei mari italiani. E adesso la pausa per la pubblicità, linea alla regia. Controlli dei carabinieri alle Isole Eolie, denunciate 8 persone. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno intensificato i servizi di vigilanza su tutto il territorio delle Isole Eolie, in particolare nelle zone della cosiddetta movida estiva. I militari dell'Arma, attraverso le stazioni presenti nell'arcipelago, con il supporto di altri militari di rinforzo per la stagione estiva e delle pattuglie della sezione radiomobile di Milazzo, hanno attuato servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al codice della strada. Durante le verifiche alla circolazione stradale, i carabinieri hanno controllato più di 600 persone e oltre 380 veicoli, con la contestazione di numerose contravvenzioni al codice della strada per l'ammontare di oltre 21.000 euro. In particolare sono state contestate il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida di motocicli senza l'utilizzo del casco, con conseguente sequestro amministrativo di 12 veicoli, la mancata copertura assicurativa e la guida in stato di ebbrezza, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Lipari hanno deferito all'autorità giudiziaria una persona per guida in stato di ebbrezza e un giovane per porto abusivo di coltello di genere vietato. I carabinieri di Vulcano hanno invece denunciato un cittadino straniero per aver fornito falsa identità al pubblico ufficiale. Infine, i militari del posto fisso dell'isola di Panarea hanno denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché all'esito di una perquisizione è stato trovato nell'area portuale dell'isola con indosso un involucro contenente oltre 55 grammi di hashish sequestrata dai carabinieri. I controlli antidroga hanno permesso altresì di individuare e segnalare alla prefettura 9 persone quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina detenute per uso personale. Le sostanze stupefacenti sequestrate sono state inviate ai carabinieri del RIS per le analisi di laboratorio. Nel corso dei servizi, i militari di Vulcano hanno altresì denunciato 2 giovani per furto aggravato, poiché sorpresi a rubare estintori, materiale elettrico e cosmetici da un hotel in atto chiuso al pubblico, e un altro giovane per lesioni personali e danneggiamento, in quanto è stato identificato subito dopo aver colpito un uomo al volto, procurandogli lesioni e il danneggiamento degli occhiali da vista. Una donna è stata invece denunciata dai carabinieri di Panarea, poiché è responsabile di aver avviato abusivamente un'attività di pubblico spettacolo senza alcuna autorizzazione. I militari dell'Arma hanno inoltre sanzionato amministrativamente un individuo per ubriachezza molesta, in quanto sorpreso a importunare i turisti sulla pubblica via, una persona per aver organizzato intrattenimento danzante in luogo aperto al pubblico senza le prescritte autorizzazioni e 2 soggetti per violazione all'ordinanza sindacale sul corretto smaltimento dei rifiuti. I carabinieri della stazione di Vulcano hanno altresì sanzionato 5 turisti per aver violato l'ordinanza del comune di Lipari che, a causa del rischio per l'incolumità derivante dall'alta percentuale di gas registrata, inibisce l'aria della sommità del locale cratere La Fossa. Nel corso di un servizio in mare, i militari della motovedetta hanno soccorso 6 persone a bordo di un natante che stava pericolosamente imbarcando acqua mentre si trovava nelle acque antistanti al porto di Lipari. L'intensificazione dei servizi di controllo dei carabinieri della compagnia di Milazzo, in concomitanza con il maggiore esodo di turisti che annualmente, in particolare nel periodo estivo, affolla le isole dell'arcipelago eoliano, nonché la maggiore presenza di persone nelle zone della cosiddetta movida e nei locali notturni, proseguirà per tutta l'estate. I servizi saranno predisposti con pattugliamenti e posti di controllo attuati anche nelle ore notturne, con l'ausilio di militari assegnati in rinforzo e con la collaborazione di altri reparti dell'Arma, con la finalità di contrastare i reati in genere a tutela dei cittadini.
A causa del caldo, la CISL di Messina ha chiesto la sospensione dei lavori nei cantieri edili. Il servizio. Si sospendano i cantieri, c'è troppo caldo e aumenta il rischio di incidenti. A dirlo è il segretario generale della Filca CISL Messina, Nino Botta, che ha inviato, anche nella sua qualità di vicepresidente dell'OPT, una lettera alle imprese e alle committenze pubbliche per chiedere di sospendere i cantieri per troppo caldo. Viste le elevate temperature, afferma Botta, ci sembra responsabile chiedere la sospensione dell'attività dei cantieri, soprattutto se all'esterno e almeno nelle ore più calde. Questo per evitare che le alte temperature di questi giorni possano provocare malori o infortuni, anche gravi, alle maestranze impiegate, soprattutto all'esterno. Per Botta la richiesta di sospensione nasce anche dalla possibilità per le aziende di richiedere una speciale cassa integrazione. Lo prevede una comunicazione dell'INPS e dell'INAIL, ricorda il segretario generale della Filca CISL Messina, quando vi sia una temperatura sopra i 35 gradi, anche solo se percepita. Visto le elevate temperature di questi giorni, come sindacato del settore edilizio chiediamo la sospensione dei cantieri, soprattutto dove ci sono attività all'esterno. Non è un problema per quanto riguarda le aziende, neanche per i lavoratori, perché c'è una comunicazione dell'INPS e dell'INAIL che prevede la cassa integrazione nel momento in cui si superano i 35 gradi. 35 gradi che, anche se percepiti anche con l'umidità, quindi i 35 gradi possono essere contabilizzati così. Quindi c'è questa possibilità, le aziende si possono attivare a chiedere la cassa integrazione, per cui possono sospendere praticamente tutte le attività. Tutto ciò si rende necessario per evitare intanto malori, soprattutto dovuti alle alte temperature delle maestranze, ma soprattutto evitare infortuni anche di natura grave. Quindi contiamo sulla disponibilità delle aziende, anche come OPT, come ente della sicurezza, in qualità di vicepresidente abbiamo mandato e stiamo mandando alle imprese, ai committenti pubblici una nota in cui chiediamo di attivarsi per sospendere tutte le attività di cantiere, soprattutto nelle ore più calde delle giornate. Mobilità sostenibile ad Agrigento. Non ci sono le condizioni per garantire ai ciclisti la sicurezza. Lo dice il consigliere comunale Davide Cacciatore. Nasce finalmente ad Agrigento il servizio del bike sharing, un progetto iniziato dall'amministrazione Firetto che oggi, seppur con notevole ritardo, va in porto. Ieri la presentazione ufficiale da parte del sindaco Miccichè e dell'assessore al ramo Principato. Su tale servizio interviene oggi il consigliere comunale Davide Cacciatore, che afferma, come già dichiarato in aula consiliare, sono ovviamente favorevole a questa forma di mobilità sostenibile, ma nel nostro territorio la condizione in cui i ciclisti dovrebbero pedalare potrebbe non essere così sicura in presenza di cattive condizioni del manto stradale e la carenza di piste ciclabili. Questa nuova realtà, afferma il consigliere Cacciatore, si scontrerà con strade insidiose, da anni pericolo costante per gli amanti delle due ruote a causa della mancata manutenzione. Sicuramente sarà incentivato un trasporto urbano più green, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Il servizio potrà funzionare probabilmente se integrato in una strategia più ampia di mobilità sostenibile, ad esempio incrementando il numero di piste ciclabili e le zone a velocità limitata, oltre alla già citata manutenzione ordinaria delle strade. In conclusione, il consigliere comunale Davide Cacciatore auspica che l'amministrazione mostri la massima attenzione sull'investimento bike sharing, così da renderlo un valore aggiunto per la città e non un eventuale buco nell'acqua, per come già avvenuto in molte altre città. In merito interviene anche il Codacons di Agrigento, che afferma come siamo i primi a auspicare l'incentivo dell'utilizzo dei mezzi a basso consumo energetico a due ruote, ma l'amministrazione comunale, si chiede il Codacons, è a conoscenza che il 30% del tessuto viario cittadino è vietato proprio alle due ruote e una buona parte dello stesso in uno stato di sicurezza vicino allo zero. Questa era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.